Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. La conferma della sentenza non può alleviare il dolore di madre. Forse solo il Signore può perdonare questa donna che mi ha privato di un figlio. Lo dice Antonina Filicicchia, la madre del pizzaiolo Sebastiano Rosella Musico, 40 anni, ucciso nel gennaio del 2019 a Termini Imerese. La moglie, Loredana Graziano, è stata condannata oggi in appello a 30 anni di reclusione con l'accusa di averlo avvelenato. Maria Mesi, ex amante del boss Matteo Messina Denaro, e Francesco Mesi, i fratelli già condannati nei primi anni 2000 per il favoreggiamento del boss, sarebbero nuovamente iscritti nel registro degli indagati. L'accusa è quella di aver favorito la latitanza del capomafia arrestato il 16 gennaio scorso. Da alcuni giorni la cima del cratere di sud-est dell'Etna mostra incandescenze accompagnate da sporadiche piccole esplosioni. Questa mattina per alcune ore è stato possibile osservare dal medesimo punto anche piccole emissioni di cenere. La foto di Alberto Uccellatore in copertina, scattata ieri sera, mostra le incandescenze prodotte dalla colata lavica attiva dalla fine di novembre 2022. Per la giornata di domani, 31 gennaio 2023, in Sicilia, la Protezione Civile regionale non comunica alcun avviso, ma non si escludono piogge su Messina, Palermo e Trapani. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Catania e Siracusa con massime di 15 e 16 gradi. Le più fredde si confermano Caltanissetta, Enna e Ragusa con minime rispettivamente di 1, 2 e 3 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10.